Una 48enne di Milano ha perso la vita scivolando per circa 200 metri dopo aver perso aderenza nell'attraversare un canalino ghiacciato sul gruppo del Montasio nelle Alpi Giulie, nel comune di Chiusaforte, in provincia di Udine. Venerdì sera aveva dormito con il compagno in un rifugio raggiunto partendo dai piani del Montasio e la mattina avevano deciso di proseguire lungo un sentiero attrezzato, ma poco dopo la partenza la 48enne è scivolata. Indossava un vecchio modello di ramponi a 10 punte. Il compagno ha raccontato di essere andato avanti in perlustrazione e aver deciso subito di tornare indietro, essendosi reso conto che l'itinerario era a tratti ghiacciato e con neve, quando poi ha visto precipitare la compagna. È riuscito a riattraversare per raggiungerla, cercando un punto favorevole per riuscire a chiamare i soccorsi, ma è dovuto scendere ulteriormente. Sul posto poi sono giunti l'elisoccorso regionale, la Guardia di Finanza e il soccorso alpino stazione di Cave del Predil. L'equipe tecnico-sanitaria è stata sbarcata sul posto con il berricello, ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. L'elicottero ha provveduto a imbarcare l'uomo, mentre la salma è stata recuperata dalla Protezione Civile e portata presso la sede più vicina della Guardia di Finanza in attesa dell'arrivo dei familiari.